Eccoci di nuovo, mi mancavate già, così ho deciso di passare ancora un po' di tempo assieme a voi, proponendovi alcuni esercizi di allungamento, di defaticamento, esercizi molto semplici che possiamo fare assieme per andare a detendere tutti i nostri muscoli, visto l'interval training che ci siamo fatti poco fa. Io userò un cerchio, se non ce l'avete non importa, l'alternativa è un asciugamano o un foulard, per esempio. Adesso vediamo come usarli. Ci prepariamo assieme. Ci stendiamo bene, allunghiamo bene il nostro corpo. Quello che Pilates chiamava allungamento assiale. Noi cerchiamo proprio questo. Cosa significa? Significa detendere e allungare lo scheletro assiale, quindi il cranio, la colonna vertebrale. Puoi immaginare la tua testa andare in una direzione, i piedi nella direzione opposta, oppure essere allineato lungo un asse e su quell'asse allungarti il più possibile, sempre nelle direzioni opposte. Apro bene le spalle, rimango un attimo, percepisco bene tutto l'allineamento del mio corpo. Inizio piano, anche se si vede poco nel video, a fare dei piccoli movimenti di rotazione con le caviglie. E poi dall'altro lato. Rimango, piego un ginocchio e scivolo allungando, a fine corsa il tallone tende bene in avanti e ritorna, sempre con la stessa gamba. Allungo e ritorno. Vado ancora, allungo e ritorno. Vado ancora. Allungo pulendo bene tutto il pavimento, stendi come per scollare bene dall'anca, cambio gamba, piego, stendo, allungo e punto il tallone a fine corsa, piego, stendo, punto il tallone a fine corsa, piego, stendo, punto il tallone a fine corsa, ultimo. Piego, stendo, allungo bene. Tieni tutti e due i piedi a martello e facendo un movimento che parte dalle anche, cerca di andare a toccare la parete davanti. Tac, stendo. Immagina qualcuno che ti sta tirando dai piedi, prima uno, dopo l'altro, prima uno, dopo l'altro, prima uno, dopo l'altro, piego, benissimo. Ginocchio destro apre, mantengo il gluteo sinistro giù bene in appoggio, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e rimango. Divarica tutte e due le gambe cercando di mantenere la zona lombare bene aderente al pavimento. Cercala proprio giù bene la zona lombare, apro il più possibile e chiudo. Fuori l'aria e chiudo. Non è passivo, cioè non lascio cadere giù le gambe. Quando arrivo cerco di stenderle il più possibile e chiudo. 4 e chiudo, 3 e chiudo, 2 e chiudo, 1 e rimango. Divarica le gambe, arriva al limite, al bordo del tuo materassino, apri le braccia. Svuotando l'aria vai verso sinistra con le tue ginocchia, ti fermi, inspiri, svuotando l'aria porta bene le costole del lato destro il più possibile in appoggio sul materassino,
e sali. Inspira, svuota, 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 svuota e rimani. Inspira e ruota come se volessi appoggiare bene giù le costole e sali. Svuota, inspira, svuota ruotando, inspira, fuori l'aria, svuota, inspira, svuota ruotando, sali, ancora una volta, svuota, 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 inspira, cerca il pavimento con le costole, sali, inspira, fuori l'aria, svuota, inspira, cerca il pavimento e sali. Avvicina le gambe, allunga la tua gamba sinistra, porta su la gamba destra, lo faccio vedere direttamente con il foulard o con l'asciugamano come preferite. Tengo, non si vede sul video, ma la punta del piede destro è leggermente ruotata verso l'interno, le spalle sono giù, belle aperte. Piega, estendi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piega, estendi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piega e svuota, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piega e svuota, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piega e svuota, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ultima volta. Piega e tienilo là, allunga bene il tallone verso il soffitto, il piede opposto cerca la parete, lunga, lunga, lunga davanti a te, sicuramente ne avrai una. Rimango, fai delle alzate parziali, svuotando l'aria, cercando l'ombelico con lo sguardo. Inspira, vai, svuota, 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 la gamba ti aiuta a salire, ma non troppo, cercalo agli addominali. Inspira, svuota, vai, 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 l'ombelico dentro, su, schiena arrotondata. Inspira e svuota, 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 svuota. Inspira e fuori l'aria, svuota. Inspira e fuori l'aria, svuota. Se ce la fai, sali fino su, altrimenti non importa. Se sei salito, scendi sempre snocciolando la schiena vertebra per vertebra. Porta al centro tutte e due le gambe, tienile un attimo così, stendi un tallone mentre pieghi l'altro ginocchio. Stendo, 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 stendo. Libero la gamba che ho appena lavorato, porto la punta del piede leggermente verso l'esterno, piego e stendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piego e stendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piego e stendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piego e stendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piego e stendo ovviamente quello che riesco, non andare a tirare troppo.
Ricordati che se vai a tirare troppo i tuoi muscoli, loro automaticamente si contraggono, non si rilassano. Piega, ultima volta, quindi devi cercare un allungamento gentile all'inizio e piano piano incrementarlo durante le ripetizioni. Piego, stendo e svuoto, 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 svuoto. Inspiro, scendo e svuoto, 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 svuoto. Inspiro, scendo e fuori l'aria, svuoto. Inspiro, scendo e fuori l'aria, svuoto. Inspiro, scendo e fuori l'aria, svuoto. Se vuoi, l'ultima ripetizione, puoi provare a salire fino in su. Svuota, 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 svuota e allungo. Se sono salita, scenderò snocciolando, vertebra per vertebra, fino giù. E ritorno con tutti e due i piedi. Mantieni il coccige bene appoggiato. Al limite, se non riesco, piego tutte e due le gambe e stendo, stendo, stendo. Continua. Cerco il soffitto con il tallone, l'altro ginocchio si piega. Svuota, forza, svuota, svuota, svuota. Stendi tutti e due i talloni al soffitto, piego e lascio. Mani sulle rotole, porta le ginocchia al petto, apro. Svuoto, le gambe sono rilassate, gestite dalla forza delle braccia. Là, vai, cerca la mobilità all'anca che dovresti percepire rilassata. La senti più rilassata? Spero di sì. E cambio e giro. Appoggio tutti e due i piedi a terra, apro le braccia. Accavallo il piede destro sul ginocchio sinistro, svuotando l'aria scendo a destra e guardo a sinistra. Inspiro, salgo e ripeto, svuoto. Inspiro, salgo e svuoto. Inspiro, salgo, svuoto e questa volta rimango. Cerca sempre di mantenere le costole vicine al pavimento, quindi non lascio andare. Attraverso gli addominali gestisco bene il movimento. Là. Tengo la posizione, porto le ginocchia al petto, con il gomito apro spingendo dolcemente sul ginocchio destro e rimani 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio gamba. A cavallo la sinistra sulla destra, apro e scendo guardando a destra, svuoto. Inspiro, svuoto. Inspiro, svuoto. Inspiro e questa volta rimango. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e centro. Ci allunghiamo, andiamo a pancia in giù, la mano sinistra sotto la fronte, con la mano destra afferro la caviglia destra, riallineo bene le spalle e cerco di nuovo il mio allungamento assiale. Dal vertice della testa vado in una direzione
il ginocchio va nella direzione opposta. Puoi rimanere lì e tenere semplicemente la posizione, oppure puoi cercare di sollevare il ginocchio, ma solo se non c'è tensione lombare, altrimenti rimani giù. E vai. Appoggio e svuoto. Il segreto sta nel cercare di portare il ginocchio lontano quando lo sollevo. Inspira, svuota. Fai attenzione a non aprire di lato la coscia. Inspira e svuota. Appoggio, lascio piano, stendo, cambio gamba. E vai. Inspira, svuota. Forse stai mettendo tensione alle tue spalle, magari no, però facci caso. E svuota. E svuoto. E svuoto. Scendo, allungo piano, porta le mani sotto le tue spalle, sali, arrotonda la schiena. Ti posizioni con le gambe alla larghezza delle tue anche, con il ginocchio allineato al bacino, il polso alla spalla. I gomiti guardano leggermente verso le tue ginocchia e sono sbloccati, cioè mai così in iperestensione, morbidi e sbloccati. Prendi aria, portando dentro l'ombelico, arrotondi e svuoti. Immagina l'ombelico uscire da qui, dalla tua zona lombare. La zona dorsale è facile da arrotondare, uscire nella zona lombare per detenderla è un po' più difficile. Inspira, ti allunghi, apri bene dalle clavicole e svuota dentro l'ombelico, svuota, 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 svuota. Inspira, ti allunghi, apri bene dalle clavicole, un po' come se tu volessi aprire così il materassino, ti aiuterà molto a capire il movimento. E svuota, 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 svuota. Allungati, tendi, stendi il materassino e svuota, 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 svuota. Inspira, allungati, esci con il collo. Attenzione, non schiacciare la linea cervicale, mantienila bella allungata. E svuota, 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 vai ancora. Inspira, stenditi bene. Fuori l'aria, svuota, 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 portandoti indietro, mantieni la schiena rotonda. Non è importante sedersi, è importante la rotondità che riesco a mantenere nella zona lombare. Inspiro, ritorno su qui, svuota, svuota, svuota e ti porti questa volta con le spalle più avanti rispetto ai polsi. Inspiri, fai l'estensione. Espiri, vai indietro mantenendo l'estensione. Inspira, arrotonda. Espira, vai avanti, più avanti delle tue mani. Inspira, fai l'estensione. Espira, vai indietro in estensione, arrotonda. Inspira, svuota, vai, 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 vai. Inspira, svuota, un movimento fluido come un'onda e svuota e svuota, ancora una volta, svuota e svuota e ritorna là. Bene. Ritorniamo all'esercizio di rotazione della colonna. Passo sotto con il braccio
Svuotando l'aria, vado, raggiungo, lontano. Inspiro, cambio, svuota, scivola sul pavimento con la tua mano destra e vai lontano, vai ancora. Inspira e vai, svuota, scivola, cerca il soffitto con lo sguardo, continua. Questo fa parte degli esercizi di rotazione, di torsione della colonna, di cui vi ho parlato all'inizio del video che abbiamo fatto prima, proprio per andare a stimolare un movimento che in questi giorni, per il fatto che siamo a casa e camminiamo di meno, è un po' più limitato, cioè la torsione della colonna. E qui noi la ricerchiamo. Inspira e vai, svuota, continua a scivolare all'infinito e ritorna. Inspira e svuota e ritorna. Rimani, punta le dita dei tuoi piedi a ventaglio e vai su, V rovesciata, diagonale, V rovesciata, diagonale, V rovesciata, diagonale, V rovesciata, la tieni e là, 4, 3, 2, 1 e mi siedo, arrotondo la schiena e svuoto, salgo, punto i piedi, V rovesciata, e ritorno, vado in ginocchio, arrotonda, svuoto, salgo e ritorno, vai ancora, su e ritorna e rimani là. Allunga bene le braccia in avanti, ma mantieni giù le scapole scivolate giù bene. Porta il braccio destro verso il piede destro, allunga il braccio sinistro in avanti in diagonale, mentre la mano destra va a cercare il piede destro. Ritorno al centro e cambio. Cerca di allungarti nelle direzioni opposte con le tue braccia. Bene, centro, arrotonda di nuovo bene la schiena, io vado indietro, porta la tua gamba destra avanti, scendi. Posso rimanere in questa posizione cercando di allungarmi bene, posso tenermi avanti cercando una maggiore estensione della colonna, cerca sempre di raggiungere il pavimento con il bacino, là. Cambio, tieni, senti bene l'allungamento ai flessori dell'anca, quindi l'ilopsoas importantissimo, agli ischio-crurali della gamba allungata avanti e ritorna. Benissimo, ti arrotondi ancora una volta, svuota l'aria, una bella estensione e svuota l'aria e allunga. Bene, ci sediamo. Piccolo esercizio per rilassare i muscoli dell'avambraccio, soprattutto a chi ha caricato molto gli esercizi con le braccia. Stendo, questo possiamo farlo sempre, sono esercizi molto utili, e là, proprio per detendere l'avambraccio, e lascia, andiamo dietro, il nostro tricipite. Se stai scomodo in questa posizione o c'è tensione alla schiena, puoi allungare e tenere le gambe a diamante. Passi avanti, centro, cambio lato, ovviamente tu potrai tenere gli esercizi più a lungo se ti farà piacere. Allungo
centro, inspiro, estensione, svuota, 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 arrotonda dal tratto lombare, sali, 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 sali su, inspira, estensione, vieni verso di me, vieni, 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 allungati, 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 bravo, sali, 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 sali là, inspira, vai, fuori, vai, 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 brava, questo per il pubblico femminile, salgo su, ultima volta, inspira, fuori l'aria, svuota, 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 e su, e là. Bene, spero vi abbia fatto piacere, a me molto, di stare ancora assieme a voi, e ci ritroviamo nel prossimo video.